Neve, freddo e ghiaccio imperversano in Calabria in queste ore, fenomeni a cui si aggiunge un forte vento che sferza diversi punti della regione. Su tutto il tratto calabrese dell'autostrada 3 è stato attivato il codice giallo con i presidi di assistenza agli automobilisti. La neve ha fatto capolino in molte zone, anche sotto i 500 metri. Oggi i primi fiocchi sono caduti anche a Cotronei, mentre a Crotone la temperatura è scesa ad 1 grado e nella notte potrebbe abbassarsi ulteriormente. Lo stato di allerta interessa la regione per le prossime 36 ore. Nella tarda serata di ieri, 2 squadre di vigili del fuoco del Comando Provinciale di Reggio Calabria sono intervenute nel rione Spirito Santo per un incendio che ha distrutto il piano terra di uno stabile di 6 piani. I vigili hanno cercato di spegnere le fiamme per circa 2 ore e per precauzione sono state evacuate le famiglie residenti ai piani superiori. Le cause dell'incendio, che ha colpito un locale di circa 400 metri quadri adibito d'ufficio e deposito di attrezzature elettromedicali, sono al vaglio da parte dei tecnici dei vigili del fuoco. Stamattina nella sede del Comando Vigili Urbani di Crotone è stato presentato il sistema di videoripresa Street Control per fini di sicurezza urbana e verifica viabilità. Il sistema, che partirà tra qualche giorno, consiste in una telecamera montata su un'autovettura di servizio collegata ad un computer che analizza e trasmette istantaneamente i dati ad un server centrale. L'impianto sarà utilizzato soprattutto per scongiurare il fenomeno dei parcheggi in doppia fila e di quelli riservati ai disabili. L'assessore regionale al lavoro e alla formazione professionale Francesca Antonio Stellitani ha presentato oggi in conferenza stampa le nuove modalità di monitoraggio e controllo dello svolgimento dei corsi di formazione e l'avvio dei percorsi formativi avviati dalla Regione Calabria per la qualifica degli operatori sociosanitari occupati. Attraverso un nuovo sistema di videosorveglianza sarà possibile monitorare in qualunque momento della giornata il corretto svolgimento dei corsi di formazione. Nello specifico il corso ha una durata di 1000 ore e una dotazione finanziaria di circa 25 milioni di euro e prevede un totale di 1699 allievi suddivisi per le 5 province calabresi.